I dati nell'isola e controlli contro gli inadempienti, chiusi locali ad Agrigento. Acqua inquinata, ma l'emergenza gestita malissimo. Il nostro viaggio negli istituti, oggi il liceo classico. Calcio, servizi sulla domenica calcistica. Benvenuti su TVA Notizie. I dati del Covid in Sicilia e controlli con chiusure di esercizi commerciali in via Pirandello ad Agrigento. Arturo Cantella. Sono stati 538 i nuovi casi Covid registrati nelle scorse 24 ore in Sicilia, a fronte di 14.076 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale di poco al 3,8, mentre la giornata precedente era del 3,6. La Sicilia torna così al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 418 casi. Gli attuali positivi sono 21.036 con un incremento di 298 casi. I guariti sono 238, mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a un complessivo di 6.693. Sul fronte ospedaliero sono adesso 758 ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 101, 1 in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 82, Catania 159, Messina 7, Siracusa 148, Ragusa 40, Trapani 52, Caltanissetta 23, Enna 19 e la nostra provincia Agrigento 8. E sempre in tema di controlli anti-Covid, sabato sera massicci sono stati quelli fatti da parte delle forze dell'ordine nel cuore della movida della città, in particolare tra via Atenea e via Pirandello, una corposa attività al fine di verificare il rispetto delle norme anti-Covid e della nuova ordinanza sindacale che nella città dei Templi impone la chiusura dei locali alle 2 e il divieto di vendere alcolici da sport dopo la mezzanotte. Le forze dell'ordine hanno riscontrato diverse irregolarità. Una panineria di via Pirandello è stata chiusa per 2 giorni e il titolare è multato per un importo di 800 euro per non aver esibito il cartello dove viene indicato il numero massimo di persone consentito all'interno dell'esercizio commerciale. Poco dopo 2 sanzioni di 400 euro ciascuna sono state elevate ad altrettante persone, sorprese senza la mascherina. Tante altre segnalazioni dei residenti che si lamentano per via del poco ordine e del tanto caos nelle zone della Mofida, rifiuti sparsi dovunque, vasi di fiori utilizzati come portacenere, schiamazzi e tante altre cose di questo genere. L'acqua è inquinata, ma l'emergenza, se è vero che esiste, viene gestita a parole. Succede a Fontanelle, un quartiere che attende risposte. Nel quartiere di Fontanelle si vieta l'uso dell'acqua perché è inquinata, ma viene nel frattempo regolarmente distribuita secondo i turni. Eppure c'è un'ordinanza del sindaco che vieta l'uso dell'acqua potabile. Fontanelle non è una piccola borgata, è piuttosto un grande paese di provincia con i suoi 10.000 abitanti, per cui l'emergenza andava gestita meglio per non creare l'allarme che giustamente sta suscitando. C'è o non c'è inquinamento della condotta? E il problema riguarda solo i punti indicati nell'ordinanza del sindaco? Queste le domande della gente alle quali si aggiunge la presa di posizione del comitato di quartiere Fontanelle Insieme, il quale ha chiesto all'amministrazione comunale di fare chiarezza visto che a mancare, tra l'altro, è una giusta comunicazione. La colpa probabilmente non è tutta del sindaco di Agrigento, ma di chi in questo momento è chiamato a gestire il tipo di emergenza che dovrebbe riferire al primo cittadino, che a sua volta dovrebbe riferire ai cittadini con dati di fatto. Invece si usano messaggi che servono solo ad esasperare il tutto. I cittadini di Fontanelle hanno il diritto di conoscere la verità. Se il Comune non riesce ad essere chiaro, lo faccia la Protezione Civile, che sicuramente sa essere all'altezza della situazione.
Importante non lasciare la popolazione senza le risposte su cosa sia realmente successo dalle parti di Fontanelle. Usura ed estorsione. A Palermo 10 arrestati, tra cui un avvocato. I militari della compagnia Carabinieri di Bagheria e del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno arrestato 10 persone in esecuzione di un provvedimento emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sezione territoriale di Palermo. 9 persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari, altre 11 sono indagate a piede libero. Gli arrestati sono Giuseppe Scaduto, 75 anni, già capo del mandamento di Bagheria, Atanasio Alcamo, 45 anni, già imputato per 416 bis, Giovanni Di Salvo, 42 anni, quale capo organizzatore del sodalizio, l'avvocato Alessandro Del Giudice, 53 anni, in qualità di promotore e procacciatore di clienti, Simone Nappini, 50 anni, per essere stato intermediario ed erogatore materiale dei prestiti, Antonio Troia, 57 anni, classe 64, detto Nino, Gianni Riela, 48 anni, Gioacchino Focarino, 69 anni, detto Gino, Antonino Savarino, 66 anni, detto Nino, Vincenzo Fucarino, 74 anni, agli arresti domiciliari coinvolti a vario titolo nell'associazione. L'indagine iniziata ad aprile del 2018 ha consentito di individuare un gruppo di persone che prestavano soldi con tassi usurai nei comuni dell'Interland, Palermo, Bagheria, Ficarazzi e Villabate. Le vittime venivano avvicinate grazie alla segnalazione di una funzionaria di Riscossione Sicilia che forniva loro in modo illegale notizie riservate circa le posizioni debitorie di numerosi soggetti. Una volta individuate le potenziali vittime, l'organizzazione assicurava loro la possibilità di ricevere dei prestiti a usura. Alle persone in difficoltà venivano applicati tassi che variavano dal 143% al 5.400% annuo. A fronte di un prestito di 500 euro, la somma da restituire in 4 giorni diventava 800 euro. Le vittime sarebbero state costrette a restituire le somme con violenza o le minacce tipiche del metodo mafioso. E arresto a Ribera da parte dei carabinieri per droga. Vediamo. Nella serata di sabato scorso i carabinieri della tenenza di Ribera hanno proceduto all'arresto di un uomo di 52 anni, disoccupato, residente sul posto, già precedentemente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente di diverso tipo. In particolare, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri dell'Arma hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico dell'uomo, nel corso del quale hanno trovato circa 5 grammi di cocaina suddivisa già in 18 dosi e destinata verosimilmente allo smercio e 7 grammi circa di hashish. Oltre alla droga è stato anche rivenuto un bilancino elettronico di precisione e del materiale idoneo per il taglio e il confezionamento della sostanza. La droga e il materiale sono stati quindi sottoposti sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi di laboratorio, mentre l'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ove attenderà la fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni davano come nuovo direttore generale dell'AICA Gervasio Venuti. Adesso, a quanto pare, l'ex commissario non sarebbe gradito dai sindaci che si sarebbero opposti alla nomina. Venuti è stato fin qui sostenuto dal Consiglio di amministrazione di AICA, ma quella che sembrava dovesse essere una scelta già fatta si scontra con la politica che regola da sempre le cose. E così saranno i sindaci domani 21 settembre a dire l'ultima parola. L'augurio è che a prevalere sia il bene comune nell'interesse dei cittadini che verranno serviti da AICA. Viaggio nelle scuole di Agrigento. Oggi facciamo tappa al liceo classico Empedocle, dove la preside annuncia delle novità sui corsi di studio. Arturo Cantella. Continua il nostro viaggio tra gli istituti scolastici di Agrigento. Oggi siamo al liceo classico Empedocle con la dirigente scolastica Marica Gagatto. Parliamo allora di questo nuovo anno scolastico. Come vi siete trovati? Vi siete organizzati con le nuove norme? I ragazzi come hanno risposto? Sì, bene, noi come già l'anno scorso abbiamo ottemperato a tutte le misure di sicurezza previste dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute.
Quest'anno la didattica sarà in presenza al 100%, quindi gli studenti con ingressi differenziati entreranno in classe con orari appunto scaglionati, e questo consente loro anche di non assembrarsi al momento dell'ingresso e al momento dell'uscita. Devo dire che i nostri studenti sono molto disciplinati, hanno accolto con gioia questo rientro in classe e soprattutto in presenza al 100%, senza essere più costretti a fare delle turnazioni ed avvalersi della didattica digitale integrata. Quest'anno abbiamo avuto anche la gioia di poter essere scelti sul territorio nazionale come indirizzo biomedico. È un percorso di potenziamento di biologia che riguarda i licei classici e scientifici. Il liceo classico al momento è l'unico nel territorio proprio come capacità di coniugare l'indirizzo classico con le aspirazioni di quei giovani che volessero continuare presso le facoltà di medicina, biologia, chimica o professioni sanitarie in genere. Questo percorso parte dal terzo anno, quindi le classi prime liceali, e prevederà un incremento orario di 150 ore, di cui 50 annue. 40 svolte presso l'istituto, con 20 ore con docenti interni e 20 ore con esperti individuati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, e 10 di alternanza, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento in laboratorio o strutture sanitarie individuate dall'Ordine dei Medici, che ringraziamo per la collaborazione che stanno offrendo alla scuola. Quali sbocchi prevede questo corso? Sicuramente questo è un corso che prepara in maniera più specifica proprio alla scelta di facoltà di tipo scientifico, per cui sicuramente medicina, biologia, chimica e professioni sanitarie, ma è chiaro che poi i ragazzi potranno scegliere qualunque tipo di percorso universitario a loro più gradito. È certamente un percorso, il Ministero lo definisce di potenziamento ma anche di orientamento, perché alla base dell'insuccesso spesso formativo c'è anche una poca dimestichezza con quello che sarà lo studio futuro, quindi alla fine questo percorso può servire molto ad orientare, ad evitare anche insuccessi e fallimenti che, come sappiamo, sono difficili poi da recuperare a quest'età. Quindi il classico resta sempre uno dei preferiti tra gli alunni agrigentini e non solo, voi avete un'utenza anche che viene da fuori città? Sì, sicuramente abbiamo un'utenza che proviene da diversi paesi, è un bacino molto ampio, in questo anche grazie alla collaborazione delle ditte di trasporti si è cercato di incrementare le corse, perché come sapete la capienza anche dei mezzi di trasporto è ridotta a causa della pandemia, e quindi si cerca con la collaborazione di tutti di portare tutti gli alunni a scuola giornalmente senza disagi. È chiaro che le criticità ci sono, ma continueremo a lavorare per poterle risolvere. Le supplenze in questo senso sta andando bene, avete tutti il corpo docente al completo? Al momento abbiamo qualche supplenza ancora da attribuire, però possiamo dire che l'anno effettivamente è cominciato molto bene, perché sono state effettuate tutte le nomine che dovevano essere disposte, e quindi si tratta adesso soltanto di quelle supplenze cosiddette brevi, o per maternità o per indisposizione magari del docente, a cui certamente stiamo provvedendo. Farete dei corsi PON, attività extracurriculari? Sì, corsi PON abbiamo già aderito quest'estate al piano estate voluto dal Ministero, e abbiamo poi anche aderito a diversi progetti PON che sono appunto in fase di partenza, si aspettava la riapertura di settembre anche per poter avere gli alunni, perché è chiaro che questi corsi vanno svolti in presenza, quindi attendiamo anche un po' un riscontro con questo ingresso degli alunni, per poter anche in qualche modo avere le loro adesioni, perché gli alunni sono sempre i protagonisti e i principali destinatari, e poi partiremo con questi corsi che prevedono un potenziamento di tutte le discipline, in particolare di discipline appunto di indirizzo come latino e greco, ma anche discipline musicali per il liceo musicale, e poi tutte le discipline che sono un po' nel nostro cuore, in particolar modo l'inglese con il percorso Cambridge. Si è più ottimisti rispetto allo scorso anno, Presi? Alla fine sì, l'ottimismo non c'è mai mancato, però sembrerebbe che quest'anno, grazie anche alla campagna vaccinale, ci possa essere sicuramente un'apertura maggiore ed una consapevolezza maggiore di quelle che sono anche le regole prudenziali, che comunque non vanno mai abbandonate, come è giusto che sia, infatti nella tutela di tutti.
Il classico penso sia l'unica scuola che umanisticamente sia formativa sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista proprio personale. Quindi anche la scelta di rispettare le regole non è solo qualcosa che ci abitua a scuola, ma anche fuori. Quindi lo stiamo affrontando con fatica, ma ne vale l'impegno. Per i vaccini come siete combinati? Siamo tutti vaccinati. Perfetto. Tu hai deciso di vaccinarti, anche se facciamo un appello magari agli indecisi da parte tua di un giovane importante. Sì, è giusto vaccinarsi, secondo me, penso che possa essere un importante passo per la fine della pandemia e l'inizio di un nuovo futuro. Ad Aragona si è discusso di api e del rischio di estinzione. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Tonino Butera. Aragona ha organizzato un incontro su una chiacchierata intorno alle api e con noi Mattia Brangiforti, presidente della commissione SOS Api. Di che cosa si tratta? Di che cosa parlerete in questo incontro? Allora, il progetto SOS Api è uno dei 3 progetti dedicati all'ambiente che è la 7ª area di intervento della Rotary Foundation dell'anno rotariano 2021-2022 del governatore Gaetano De Bernardis. Il progetto SOS Api consiste in una collaborazione, o meglio in una partnership con l'azienda high-tech FreeBee, che è un'azienda che si occupa di monitorare e tutelare la salute delle api attraverso degli strumenti tecnologici, anche perché tutti sappiamo che le api rischiano l'estinzione a causa dell'habitat, dei cambiamenti climatici, dei pesticidi, anche degli incendi che hanno lambito la nostra regione in questi mesi estivi. Il progetto consiste inizialmente nell'acquisto di arnie. Ogni club acquista delle arnie. Il club di Aragona Pollisicani ha acquistato 2 arnie. La FreeBee fornirà 5 kg di miele in vasetti da 250 grammi che verranno consegnati il 20 novembre dal distretto, e in più i club sono invitati a andare nelle scuole o andare sul territorio a parlare di questa tematica, e in questo ci viene in soccorso sempre la FreeBee, che ci ha fornito del materiale che può essere portato nelle scuole, e sono dei librettini che sono stati redatti da questa azienda high-tech. In più il distretto ha in cantiere un concorso da portare nelle scuole per promuovere ancora di più il progetto SOS Api. Mi piace ricordare che il 20 di maggio l'ONU ha stabilito la giornata mondiale per le api, e mi piace anche ricordare che abbiamo 2 sponsor, che sono 2 aziende siciliane, la Romano di Caltanissetta, che ha dei supermercati su tutto il territorio siciliano, e la PA Commerciale, sempre di Caltanissetta, che hanno aderito al progetto SOS Api, adottando delle arnie, e soprattutto la ditta Romano ha adottato un'intera arnia tecnologica della FreeBee, e pubblicizzeranno il progetto attraverso i loro canali. C'è un'altra classifica pubblicata dal Corriere della Sera che pone Agrigento all'ultimo posto, e non è certo una novità. Altro record negativo per la nostra provincia, ma in genere per i capoluoghi siciliani, che secondo una classifica pubblicata sul Corriere della Sera, eseguita dalla Fondazione Etica, con il forte rischio di fallimento in tutti i settori, incapaci di amministrare la cosa pubblica e quantomeno distratti sulla digitalizzazione, per la quale si spende tanto al sud, anche perché è fra gli obiettivi del PNRR, ma con risultati ancora insufficienti. I comuni siciliani, che appaiono tutti in fondo alla classifica redatta da Fondazione Etica e già, come detto, pubblicato sul Corriere della Sera, a fronte di Reggio Emilia e Bologna, che guidano la classifica italiana, seguite da altre città del nord e anche dell'Emilia, Agrigento risulta ultima in classifica con soli 14 punti su 100. E secondo le valutazioni di Fondazione Etica ha teorico rischio di fallimento in tutti i settori. La classifica del fallimento delle amministrazioni siciliane
Continua con i 28 punti di Catania, i 32 punti di Siracusa, i 33 di Caltanissetta, i 34 di Trapani ed Enna, Palermo con 38 punti, ma pur sempre nell'area critica della disamministrazione. Solo Ragusa riesce a entrare nella classifica delle migliori, restando sotto i 50 punti. E in merito arrivano sempre puntuali le critiche del Codacons di Agrigento, che afferma: noi lo gridiamo da tempo, anziché un cambio di rotta, una nave che naviga a luci spente, la si sta affondando definitivamente. Sono numerosi gli incendi che nelle giornate di sabato e di ieri hanno interessato le province di Palermo e Agrigento. Dopo il rogo che ha creato paura e danni in territorio di Cammarata, nel Palermitano le fiamme hanno interessato i comuni di Valle d'Olmo e Alia. Il gran caldo di questi giorni ha agevolato le fiamme, appiccate come sempre dai soliti balordi piromani sempre pronti a colpire, costringendo gli uomini dell'antincendio ad un duro lavoro. E gran lavoro anche per i Canadair, che hanno fatto la spola con il mare di San Leone e con i bagnanti incuriositi. Campagna vaccinale a Messina al mercato Muricello. Vediamo. Vaccinarsi secondo me è l'unica cosa giusta effettivamente, solo così possiamo venire fuori e non affrontare altri lunghi lockdown che hanno messo in ginocchio la città di Messina. In particolar modo è una città che vive di terziario, quindi si è un po' bloccata tutta. Secondo me questa è l'unica cosa giusta, come effettivamente vediamo. I vaccinati non sono finiti in terapia intensiva, a noi questo interessa. Non finire in terapia intensiva, abbiamo un'arma, abbiamo il vaccino, sfruttiamolo. Quello che verrà dopo secondo me si vedrà. Ve lo dice uno che non era a favore dei vaccini, di nessun tipo di vaccini, però purtroppo la strada da seguire secondo me è questa, non ne veniamo più fuori. Io vedo persone della mia età che purtroppo non ci sono più, quindi non li vedrò più. C'è gente che conosco che purtroppo è intubata e questa è la situazione. Noi abbiamo promosso insieme alla nostra amministrazione questa iniziativa, siamo stati favorevoli, speriamo che la gente arriva numerosa. Molte persone si lamentano del fatto di raggiungere luoghi magari distanti da casa oppure in cui non conoscono nessuno. In questo modo siamo noi ad avvicinarci alle persone e a rendere, diciamo, anche più familiare quello che è l'atto della vaccinazione. Che risposta c'è stata questa mattina? Qualche vaccino l'abbiamo fatto, certo non c'è stata una grandissima affluenza, però qualche persona è venuta, sì. Le uniche informazioni reali rispetto al vaccino le possono dare i medici, non il web e non di certo qualsiasi canale di informazione parallelo a quello appunto che è il medico curante. Quindi quello che dico è di farsi una buona chiacchierata col medico curante, eventualmente con lo specialista se lo si ritiene opportuno e ovviamente poi con noi che saremo i medici con cui si avrà più a contatto nel momento del vaccino e che ritengo riusciamo sempre a dare degli ottimi consigli al riguardo. E restiamo nel messinese. Emergenza sanitaria nelle baracche sgomperate e in attesa di demolizione. La discarica a cielo aperto che vedete sia all'interno delle baracche che fuori, che ostruiscono il passaggio di una stradina che permette poi l'accesso sia carrabile che pedonale alle abitazioni vicine, è sotto gli occhi di tutti. 1 anno e mezzo di emergenza igienico-sanitaria, non so più a chi rivolgermi, né io per la verità né tanti altri consiglieri di quartiere, ricordiamolo, non è che sono soltanto io, i cittadini sono esasperati. Quindi qui ormai credo che serva davvero l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per competenza. Ma credo nel contratto di servizi di Messina Servizi, e questo è acclarato, che sin dall'inizio tutta questa spazzatura doveva essere tolta da Messina Servizi. Questo voler aspettare chi poi ha la competenza alla demolizione non c'entra nulla con la spazzatura che si è creata qui. Peraltro ricordiamo che i 75 milioni che dovrebbero essere spesi entro dicembre, fondi del Fondo dello Sviluppo Economico da parte di Sua Eccellenza il Prefetto nominato commissario all'emergenza, diciamo, all'emergenza risanamento,
Dico, ormai sono trascorsi 2 mesi, non esiste neanche un piano, cioè sono andati a dare il primo colpo di pala e si sono fermati subito dopo a Fondosaccà col sindaco che guidava il trattore senza patente davanti al commissario della polizia municipale, ma poi nulla è successo da allora, né a Fondosaccà né per la verità in altri posti. In ogni caso qui la situazione è di emergenza, sono stati bruciati dei rifiuti all'interno di una baracca, quindi la diossina si sparge sul territorio. Vorrei capire quale ente debba intervenire con urgenza. Se non lo fa nessuno, al mio paese, avendo studiato un minimo di diritto, ricordo ai colleghi, ai signori pubblici ministeri che hanno studiato insieme a me, che l'azione penale va perseguita. Quale migliore occasione per finalmente ridare giustizia a queste persone, a questi abitanti, a questi cittadini che vivono sul territorio messinese? Diossina, spazzatura, topi, blatte, c'è di tutto, un'emergenza igienica. L'amianto che è stato distrutto ed è accatastato in vari punti delle baracche è più pericoloso di quando stava sui tetti. Questo mi pare che è scientificamente provato. Presentato lo spettacolo Cassandra, in programma al Teatro Valle dei Templi il 24 settembre. Arturo Cantella ha intervistato il direttore del Parco Archeologico sull'incremento di visitatori ai templi. Un evento importante a corollario delle tante iniziative che l'Ente Parco ha organizzato durante la stagione estiva, una stagione estiva che sta dando risultati ottimi. L'assessorato ha comunicato proprio che il Parco di Agrigento ha avuto un notevole input e aumento di visitatori. Questo sicuramente la conforta, direttore. Certo, ci riempie di orgoglio, a testimonianza che il lavoro che abbiamo svolto nei mesi precedenti ha avuto i suoi frutti. Noi abbiamo avuto delle presenze numerose ad agosto che sono quasi vicine a quelle del 2019, hanno oltrepassato quelle dello scorso anno, di cui eravamo felici, circa più di 150.000 visitatori ad agosto. Settembre è iniziato bene, continua la Valle ad essere oggetto dei tanti visitatori e si sono rivisti i pullman che non si rivedevano da 2 anni. Settembre è il mese delle gite organizzate, non credevamo che i tour operator avessero messo in campo una programmazione che prevedeva anche la visita alla valle. Così è stato, ne siamo felici. Il lavoro continua, ma continua anche il lavoro non solo negli spettacoli, ma il lavoro continuo d'approfondimento scientifico. Sono ripresi gli scavi a Porta Quinta, sono ripresi gli scavi a Giunone, fra poco inizieranno i 2 grossi cantieri del santuario rupestre e della musealizzazione del Tempio di Zeus. Barbara Capucci, parliamo di questa manifestazione, di questo spettacolo teatrale Cassandra, Ilio in fiamme, un evento che parte da Catania e che arriverà anche ad Agrigento il giorno 24. Ecco, un motivo in più per venirlo a vedere. Allora, intanto volevo dire che è una mia prima produzione, perché appunto la mia associazione culturale Kairos presenta questo evento, è una mise en espace con la regia di Daniele Salvo, un regista molto apprezzato, erede di Ronconi, insomma è un cast di attori tutto di professionisti. Ovviamente è tratto dalle Troiane di Euripide, però riguarda un episodio che poi insomma ci riguarda molto da vicino, che è il dramma della guerra, le donne rese schiave, le donne col burka. Infatti, insomma, però non voglio anticipare niente, lo vedrete proprio chi verrà a vedere lo spettacolo vedrà insomma il riferimento. Volevo dire che lo spettacolo, i biglietti sono in vendita presso il box office di Emanuele Farrugia con il link webtic.it, però ho voluto donare 40 biglietti alla Caritas diocesana e anche ai volontari di strada, per poter dare la possibilità a quelle famiglie che magari non possono giustamente acquistare i biglietti di assistere a uno spettacolo e di poter fruire anche della bellezza del parco, della Valle dei Templi, e quindi insomma vi aspetto e
speriamo insomma di vedervi numerosi giorno 24 alla Valle dei Templi alle ore 20 per lo spettacolo Cassandra, Ilio in fiamme. Adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. E siamo giunti alla pagina sportiva, calcio, pareggio dell'Acragas con la Nissa. Carmelo Lentini. L'Acragas di Pippo Anastasi sfiora l'impresa, ma alla fine si deve accontentare di un pari contro una Nissa molto arrembante. La rete del momentaneo vantaggio porta la firma di Peppe Campino al 20° del primo tempo, che sfrutta una perfetta punizione cross di Giuffrida. La gioia del gol dura alcuni minuti, anche perché la compagine di casa riesce a portarsi in parità al 39° su tiro di Prestia, deviato dal compagno di squadra Matera. Un punto conquistato su un campo difficile contro una squadra che non nasconde le proprie mire di guadagnare la categoria superiore. Debutto stagionale per l'ultimo arrivato, vale a dire il portiere Dom, che ha dovuto sostituire all'ultimo istante Di Carlo, infortunatosi alla caviglia durante il riscaldamento. Ed ora spazio alle interviste. Più che il punto, ripeto, quello che valeva era dimostrare che veramente siamo in fase di crescita, ma questo non avevo dubbi, perché durante la settimana un allenatore percepisce la miglioria della squadra. Questo mi faceva ben sperare in settimana, ero tranquillo e sicuro e sereno di una partita che potevamo fare nostra. Che partita è stata, mister? Ma è stata una partita gagliarda da parte di tutte e due le squadre. Purtroppo il terreno di gioco penalizza sia noi che loro. Infatti quasi tutte le azioni sono venute da palle da fermo, ma queste erano studiate. Però ripeto, penso che è un punto che ci siamo guadagnati, un punto importante, un punto che fa morale, un punto che dà continuità nel risultato positivo. Pareggio giusto alla fine? Secondo me sì, secondo me un pareggio era quello giusto, noi avevamo avuto l'opportunità di passare in vantaggio, loro sono stati bravi a pareggiare, anche se è stata una deviazione, però tutto sommato penso che le due squadre si sono equivalse, quindi penso che il pareggio è la cosa più onesta, più giusta. Come sta Di Carlo e come sta anche Ferrigno, che è uscito forse malconcio? No, Ferrigno è stata una scelta perché avevamo un po' di difficoltà su quella fascia, lui essendo ammonito non volevo rischiare l'espulsione. Invece per quanto riguarda Salvo, domani faremo le dovute accertamenti per vedere un attimino il da farsi, però non penso che sia una cosa importante. Sì, soddisfatto, mi è piaciuto più che altro l'atteggiamento della squadra, perché sapevamo che venivamo a giocare, senza offendere per carità, nella società né nei cittadini di Caltanissetta, su un campo di patate improponibile, un campo del genere, e noi che siamo una squadra a centrocampo molto tecnica abbiamo dovuto cambiare atteggiamento di gioco e perciò mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento della squadra. Cos'è mancato all'Acragas per cercare di portare a casa i 3 punti? Ma guarda, eravamo riusciti a passare in vantaggio e prima del loro gol non avevamo mai subito, il nostro portiere mi sembra che era stato inoperoso, purtroppo su un rimbalzo in aria abbiamo preso l'1-1. Poi è normale che la Nissa, che è una squadra attrezzata per vincere il campionato, ha cercato di venire avanti, ma non abbiamo rischiato nulla se non al 95esimo su un rilancio lungo loro. Ripeto, io sono contento per come ha giocato oggi la squadra in questo campo, abbiamo dovuto cambiare atteggiamento e sono contento di tutti i singoli calciatori. È ancora presto per dirlo, ma dove può arrivare quest'Acragas? Ma l'Acragas deve lavorare con tanta umiltà, crescere giorno dopo giorno, non appena avremo l'organico a completo vedremo la vera Acragas, ma io a questi ragazzi ad oggi non posso rimproverare nulla. E adesso panoramica sulla domenica calcistica, sempre a cura di Carmelo Lentini. Solo un pari per il Casteltermini che dopo la sconfitta di Castellammare cercava il riscatto contro il CUS Palermo. Ne è uscito fuori un pari dopo che era riuscito a portarsi in vantaggio con Buccieri. Una semplice illusione, anche perché è arrivato il pari del palermitano Mercanti.
Dramma casalingo invece per il Pro Favara di Andrea Pensabene, che cede le armi ad un ostico Castellammare avanti di 2 reti con Adamo e Galeoto. Il gol di Cocuzza ha mitigato la sconfitta. Termina a reti bianche la sfida tra Mazzara e Canicattì a conclusione di una partita dove le difese hanno prevalso sui rispettivi attacchi. Gol e spettacolo a Gurrera, dove Sciacca ed Enna hanno divertito il folto numero di tifosi. Assegno per i saccensi l'ex Cragantino Licata e Ido Iaga, mentre per la compagine ennese hanno segnato Caronia e Graziano. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa seconda giornata. Casteltermini Cus Palermo 1-1, Marsala Mazzarese 0-2, Mazzara Canicattì 0-0, Monreale Misilmeri 0-2, Nissa Acragas 1-1, Marineo Parmonval 1-1, Pro Favara Castellammare 1-2, Sciaccaenna 2-2. Così dopo 2 giornate c'è una sola capolista al comando e a punteggio pieno, vale a dire il Castellammare. Seguono Canicattì, Acragas, Nissa, Mazzara, Mazzarese, Enna, tutte a 4 punti. E domenica prossima sono in programma alcune gare che potrebbero decidere l'alta classifica. L'Acragas infatti ospita il Marineo, cui seguono Cus Palermo Castellammare, il Canicattì se la vedrà con il Monreale, Enna Nissa, un derby tra vicini di casa, poi un derby stracittadino tra Mazzarese e Mazzara, poi un altro derby agrigentino, Sciacca Pro Favara, e infine Parmonval Marsala e Don Carlo Misilmeri Casteltermini. In Serie D Girone I si è giocata la prima giornata, è stato un esordio vincente per il Licata di Pippo Romano che nel deserto del Liotte chiuso ai tifosi ha superato il Messina con il minimo risultato grazie alla rete di Giannaula. Vince la Cireale che ha avuto la meglio sul Cittanova dell'ex tecnico Acragantino di Gaetano che ha segnato la rete vincente con Lodi sulla corta respinta di un calcio rigore parato dal portiere ospite. Male le altre siciliane, il Giarre, il Troina sul campo di Lamezia e il Biancavilla sul campo del San Luca. È stata una brutta giornata invece per 2 squadre agrigentine del girone A del campionato di promozione. Il Camarat ha perso pesantemente sul campo dell'Alcamo con il risultato di 4-0, mentre il Raffadale, che sembrava dovesse avere vita più facile giocando tra le mura amiche, si è dovuto accontentare di un salomonico pari per 2-2 con reti di Puccio e Curaba. In classifica generale si registra una sola capolista, il Resultana, mentre il Raffadale insegue con 4 punti in compagnia di ben altre 4 squadre, esattamente Lascari, Ganci, San Vito Lo Capo e Caseldaccia. Il Camarat invece si ritrova in terza posizione con 3 punti in compagnia di Alcamo e Folgore. Seguono altre compagini con un solo punto ed un paio a 0. Il prossimo turno vedrà il Raffadali giocare in anticipo del sabato con il Città di Carini, mentre il Camarat tornerà in casa per ospitare il Ganci. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati della giornata. Alcamo Camarat 4-0, Casteldaccia Ganci 2-2, Folgore Villabate 3-0, Lascari Città dei Carini 0-1. Raffadale Supergiovane Castelbuono 2-2, Resultana San Lorenzo Fulgatore 4-1, San Vito Lo Capo Partinico Audace 1-1. Bene, è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.